Buongiorno, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Riprendiamo la linea da Venezia, dalla Basilica di Santa Lucia, dove abbiamo assistito alla Santa Messa del Patriarca Moraglia. Riprendiamo le fila della cronaca, dell'attualità, della politica anche per questa domenica, con la cronaca che incombe e ci porta subito a San Giacomo di Veglia, nel Vittoriese, dove c'è stato un omicidio ieri sera alle 22, ma ci racconta tutto proprio da Vittorio Veneto la nostra Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, sì, mi trovo proprio a San Giacomo di Veglia, dove ieri sera intorno alle 22 si è consumato un delitto davvero efferato e che ha sconvolto naturalmente la tranquillità della piccola frazione di Vittorio Veneto. Un pensionato di 72 anni, Luciano Dallava, è stato ucciso con un unico colpo alla gola mentre si trovava di fatto in piedi accanto alla sua auto in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia. A ucciderlo risulta essere un 44enne, pare originario di Conegliano, dalle scarse informazioni tra l'altro che ci sono state date dagli inquirenti, nel senso che ritengono che ci siano ancora diversi aspetti da chiarire di questa vicenda, in particolare sul movente. Questo 44enne avrebbe utilizzato un coltello da cucina che teneva in macchina, aveva parcheggiato l'auto dietro la chiesa di San Giacomo, ecco questo coltello e ha inferto questo colpo alla gola al pensionato che si trovava in quel momento in piazza con una donna di 39 anni che a sua volta ha tentato di impedire l'uccisione dell'uomo e rimanendo ferita a sua volta a una mano, al dito di una mano, da quel che risulta. I carabinieri, tanto della compagnia di Vittorio Veneto quanto del nucleo investigativo del comando di Via Cornarotta a Treviso, sono intervenuti immediatamente e di lì a poco, in realtà verso poco dopo l'una della notte, hanno fermato questo 44enne che poi risulterebbe aver confessato davanti al pubblico ministero Caprarola, che era di turno, e lo ha interrogato nella notte. Quali siano i motivi resta da ipotizzare, cioè i due pare si conoscessero solo per via indiretta. Probabilmente è il legame con questa donna che potrebbe aver scatenato la furia del 44enne, che è un incensurato, quindi non un pregiudicato, non evidentemente un soggetto abituato a gesti violenti e insomma, chi lo sa, forse al culmine di una lite, forse per un raptus di gelosia, potrebbe aver commesso questo omicidio per questo motivo. Lui, ripeto, è reo confesso, ma restano da naturalmente verificare altri dettagli, un'eventuale premeditazione, certo, tutta una serie di circostanze. La vittima è di Colle Umberto, un pensionato che faceva il muratore insieme al fratello. È toccato al primo cittadino di Colle andare a portare la notizia al fratello con cui viveva Dallava, perché era rimasto vedovo di recente, e ai due figli. Questo al momento, ripeto, ulteriori dettagli cercheremo di darli naturalmente questa sera nel corso del telegiornale. Di certo davvero un delitto che sconvolge per la sua efferatezza. Assolutamente Lina, quindi ci aggiorniamo questa sera a partire dalle 19:30 nei nostri telegiornali. Grazie a Lina Paronetto da Vittorio Veneto. Grazie Lina, buon lavoro. Ma la cronaca incombe davvero anche in questa giornata, perché in queste ore si parla, si discute, si polemizza attorno alla rissa che è scoppiata ieri nel tardo pomeriggio a Venezia, nella zona di Rialto, dove 40 ragazzini, decine di ragazzini sono venuti alle mani, una vera e propria maxi rissa. A riportare
la tranquillità è stata la Polizia Municipale di Venezia, non ci sarebbero stati feriti, non si sa qual è il motivo scatenante, di fatto è stata una reazione a catena. Di certo si sa che alcuni di questi ragazzi erano ubriachi o comunque alterati. È scoppiata ovviamente anche la bagarre politica con la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Monica Sambo che dice è allarme, in questi anni la città ha assistito a numerosi episodi violenti che riguardavano in particolare giovani e giovanissimi. Questo richiede non solo un costante presidio del territorio ma anche un'azione politica di tipo sociale ed educativo. Ma rimaniamo nel veneziano perché è giallo attorno alle cause del decesso di un campione di bodybuilding. Andiamo a Caorle. Lo hanno trovato senza vita nel bagno di casa. Ora sarà l'autopsia disposta per la prossima settimana a stabilire le cause dell'improvvisa morte di Alberto Clementi, spentosi nella sua abitazione di Caorle a 49 anni. Una scomparsa al momento avvolta nel mistero. Campione di bodybuilding anche a livello internazionale, gestore di una palestra nella zona di Falconera e già responsabile del servizio d'ordine nei locali, Clementi viveva con la compagna. È stata lei a lanciare l'allarme dopo che lui, sentitosi male attorno alle 2 di notte, non le rispondeva più dal bagno in cui si era chiuso. Poco dopo la porta è stata sfondata dai vigili del fuoco, giunti nell'appartamento del rione di Santa Margherita assieme al personale sanitario. Ma all'arrivo dei soccorritori non c'era già più niente da fare. I carabinieri hanno sequestrato farmaci e integratori presenti in casa, sui quali al momento non è rilevato alcun legame con la morte dell'atleta. Il giallo potrà essere sciolto solo con l'esame autoptico dei prossimi giorni. L'ipotesi più accreditata rimane quella di un improvviso malore, un malore fatale che ha lasciato Caorle e il mondo del culturismo in lutto e sotto shock. Rimaniamo nel veneziano per una notizia di cronaca. Nasconde le vetrine del locale, organizza una festa privata, maxi multa di quasi 2.000 euro per un ristoratore della zona di San Lio. La polizia è stata attirata dal volume alto della musica e ha scoperto all'interno del locale una decina di persone, drink e balli sui tavoli senza mascherina. Ovviamente la segnalazione è stata fatta poi anche alla prefettura, si deciderà se appunto chiudere o meno il locale nei prossimi giorni. Questo sempre da Venezia, da San Lio. Ma oggi è domenica ed è giusto anche tirare le fila di una settimana impegnativa da moltissimi punti di vista. C'è stato il maltempo che ha battuto l'intero Veneto, in particolare la montagna bellunese. Fra poco ci collegheremo con Belluno, con il delegato del soccorso alpino. C'è il dibattito attorno ai vaccini, sentiremo anche Zaia, le ultime novità per quanto riguarda la distribuzione, ma questa settimana è stata contrassegnata da un lutto potentissimo che ha coinvolto una città in particolare, quella di Vicenza, che ha perso uno dei suoi simboli, uno dei suoi grandi eroi, Paolo Rossi, Pablito per tanti, l'eroe del Mondial 1982. Una città si è stretta attorno al feretro per i funerali. Per parlare del clima che si respira a Vicenza e di cosa ha rappresentato Paolo Rossi per i vicentini, siamo collegati con l'assessore comunale allo sport del Comune di Vicenza, Matteo Celebrona. Buongiorno Assessore. Ciao Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori. Io direi di cominciare proprio dalle esequie, dalla cronaca del funerale. Partiamo proprio da qui. E il servizio. Ci sono giorni indimenticabili, indimenticati. Ci sono campioni eterni, immortali. Ci sono giorni in cui i campioni volano in cielo e qui sulla terra, invece di un grande vuoto, lasciano passione, emozione, la sensazione di aver avuto il privilegio di vederli, di viverli, di amarli. Così Paolo Rossi resterà per sempre Pablito, col suo sorriso, l'eroe umile che trascinò la nazionale a vincere il mondiale dell'82, ricordo indelebile di un calcio romantico.
Il mondo, l'Italia si stringono attorno a Vicenza, a questa piazza del Duomo improvvisamente piccola per contenere un'emozione così grande. L'applauso dei tifosi, l'urlo Rossi gol, come nei giorni gloriosi delle battaglie sportive, l'ultimo tributo, poi in Duomo inizia la celebrazione dei funerali. Fuori restano i tifosi in silenzio, in preghiera, lunghi minuti di attesa. È il momento sacro, è il momento dedicato a Dio. Poi, quando le campane iniziano a urlare, in piazza esce la bara sostenuta dagli eroi di Spagna. Cabrini, Antonioni, Conti, Collovati, sullo sfondo Maldini, Roberto Baggio, ma ora non sono più giganti invincibili, si fanno piccoli di fronte alla morte, piangono, sono uomini tra gli uomini. È il momento dell'ultimo addio, gli abbracci commossi, le lacrime, i fiori, poi la macchina parte con a bordo Pablito nel suo ultimo viaggio. Ci ha sorpreso anche questa volta. Ha giocato d'anticipo come faceva quando andava in gol. Se n'è andato quando nessuno se l'aspettava. Ma quel che ha fatto, quel che è stato, lo ha lasciato qui, lo ha lasciato a noi. Il tempo di un applauso, ancora uno. Ciao, campione. Paolo Rossi, che questa mattina è stato omaggiato anche allo stadio Curi nella sua Perugia, ma in questo clima di commozione c'è una notizia pessima, perché ieri la casa di Arezzo, di Brugine, in provincia di Arezzo, di Paolo Rossi è stata svaligiata dai ladri. La moglie è stata avvisata di questo fatto mentre stava rientrando da Vicenza, quindi un fatto che aggiunge dolore al dolore. Partirei proprio da questo gesto inqualificabile, Assessore. Assolutamente un gesto vergognoso, sapendo tra l'altro appunto delle ore che stava vivendo la famiglia, concitate tra l'altro, perché poi Paolo Rossi è stato portato a Vicenza venerdì per aprire la camera ardente allo stadio Menti, e in ore tragiche per la famiglia, per le figlie che sono molto giovani. Penso un gesto veramente vergognoso. Io spero che si riesca a trovare i responsabili e vengano puniti duramente, come in tutti i casi dove chiaramente ci sono dei furti, però in questo caso veramente dolore che si aggiunge al dolore. E entrare in una casa di una persona, di una famiglia che sta celebrando il funerale di un proprio caro è veramente un gesto inqualificabile. Quello di ieri, Assessore, non è stato un semplice funerale, è stato un rito collettivo. Su Vicenza c'erano gli occhi di tutta Italia, ma oserei dire del mondo, perché Rossi è stato uno dei calciatori più forti a livello mondiale. Che cosa resta della cerimonia che abbiamo appena visto il giorno dopo? Resta la compostezza dei vicentini, delle tante persone, non solo vicentini, che già da venerdì hanno iniziato ad arrivare appunto in città per portare l'ultimo saluto a Paolo Rossi, iniziando appunto dallo stadio Menti, dove una lunghissima fila di persone appunto è passata a dare l'ultimo saluto. Emozionante vedere le luci dello stadio accese la sera e quella bara al centro del campo che era lì quasi a fare, diciamo così, l'ultimo calcio al pallone per poi ripartire verso un altro viaggio, forse un viaggio infinito, no? E è stato veramente emozionante, è stato emozionante il saluto con la squadra, che poi è partita per la partita di Pescara, che si è disputata proprio ieri, ed sono state emozionanti le parole del presidente Rosso, del sindaco, e di come anche appunto Vicenza ha voluto salutare Paolo Rossi, un po'
Paolo era diventato il simbolo della città perché a livello caratteriale rappresentava nel miglior modo possibile la nostra città, i nostri tifosi. Era una persona estremamente composta, altruista, molto a modo, e i vicentini, si è visto nelle immagini, l'hanno salutato così. È stata una città che si è, diciamo così, spenta in questi 2 giorni. Molti sono gli striscioni che si vedono ancora lungo le strade, ma allo stesso tempo c'è stata anche molta compostezza, molto ordine, anche in un momento un po' particolare. Purtroppo quella piazza sarebbe stata sicuramente piena, il centro storico della città sarebbe stato pieno. Il Covid purtroppo ci ha limitato anche nell'ultimo saluto ad un grande, ad uno che ha portato il nome di Vicenza in Italia e nel mondo in assoluto, e che ha onorato la maglia di Vicenza, ma ha onorato anche la città. Gli avevamo dato appunto la cittadinanza onoraria febbraio scorso. Cioè, tantissime emozioni, ma resta nel cuore di tutti i vicentini, e per noi resta un'icona, resta un simbolo che vivrà per sempre. E ieri a Vicenza sono sfilati i grandi campioni del Mondial 1982. Queste sono le testimonianze, vi dico solo alcuni nomi: Bergomi, Antonioni, Altobelli, Collovati, Maldini. Sentiamoli. Era qualcosa di più di un fratello. Io non riesco a darmi pace perché se n'è andato in silenzio, così, con dignità, quasi non volesse disturbare. Qui non c'entrano i 15 anni fatti insieme di carriera, le giovanili, l'Under 21, le 2 mondiali. Era la persona che era di una semplicità disarmante. Ha alzato il pallone d'oro, non parlo della Coppa del Mondo, pallone d'oro, non so se mi spiego. Il giorno dopo era a bere il caffè come una persona comune, come tutti voi. È stato un privilegio essergli vicino e spero, ma mi sbaglio anche in questo senso, spero che non abbia sofferto fisicamente, ma ho paura che l'abbia fatta, quindi questa è la parte peggiore che non faccio fatica ad accettare. Abbiamo veramente passato l'infanzia, cioè la gioventù, anche i figli nostri, Alessandro con i miei, quindi ci siamo sempre frequentati anche fuori dal campo, ultimamente meno, però avevamo anche rapporto fuori dal campo. È stato sempre il goleador che tutti volevano cercare di essere, me compreso. Cercavo, quando ero con lui, di capire cosa era in lui che lo faceva trovare nel posto giusto, al momento giusto. Però sono qualità innate che aveva lui, era difficile da copiare. Ci ha lasciato una grande persona. Era un nostro punto di riferimento, non solo in campo ma anche fuori dal campo soprattutto. Il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue parole mi hanno permesso di entrare a far parte di quel gruppo. Ecco, quelle sono le prime cose che mi vengono in mente, ma soprattutto il suo sorriso e la sua gioia che portava, insomma, dentro il nostro gruppo, ma dentro nelle case degli italiani. Calciatore Paolo Rossi, quindi l'incubo di tanti difensori, e grazie a Dio ha giocato per l'Italia e anche per il Milan. Mi ha insegnato tanta umiltà, mi ha dato la semplicità con cui viveva la vita, è stato per me un grande insegnamento. Ricordi indimenticabili. E Paolo, scusate. Una parata di big, di stelle, Celebron. Chiedo a lei, probabilmente, vista la sua giovane età, nell'82 non c'era, non era presente, però queste immagini, queste gesta sportive hanno segnato un solco nella storia collettiva, quindi creano emozione anche in chi quei momenti non li ha vissuti. No, se si pensa che Paolo Rossi a Vicenza ha portato il Lane dalla Serie B al secondo posto in classifica in Serie A, ha fatto praticamente rinascere una provincia. Noi qua viviamo di calcio, cioè è un qualcosa che abbiamo dentro come altre province venete, ma ci ha portato veramente sul tetto d'Italia, ci ha fatto sognare. E poi la cosa che questo rapporto viscerale con Vicenza che lui ha mantenuto è stato unico, perché non si è mai dimenticato della nostra città, non si è mai dimenticato della nostra provincia,
e il fatto che l'ultimo saluto a Paolo sia venuto in città, il fatto che gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria e lui l'ha diciamo così rappresentata e portata anche, come dicevano molti campioni dell'82, no? Questo dolore lo abbia portato con estrema in silenzio quasi, lo sapevano veramente in pochi del suo male, cioè per noi è veramente rappresenta la città, il modo di essere. Io, come hai detto giustamente, essendo nato nell'88 non ho potuto godere delle imprese calcistiche, però me lo ricordo, ero un giovanissimo giocatore ad un torneo nel Bassanese, lui era, diciamo così, il big che veniva a vedere questo torneo, ero un bambino e ho ancora il suo autografo e io giocavo in porta e mi ricordo ancora la battuta in toscano, con l'accento toscano, e disse: ma come mai un portiere chiede a un attaccante di fare l'autografo? È quasi un ossimoro, no? E aveva una parola per tutti, cioè questo era Paolo Rossi, e poi il sorriso, la simpatia. Paolo Rossi, tra l'altro, per chi conosce la sua carriera, per chi l'ha letta, l'ha studiata anche come me, sa che gli inciampi sono stati tanti, sia dal punto di vista fisico che anche professionale, ma si è sempre risollevato, e poi lo hanno detto molti dell'82, ha vinto lui il mondiale dell'82, poi c'era sicuramente una squadra dei grandissimi campioni, ma ha portato l'Italia sul tetto del mondo con delle prestazioni fantastiche, e quelle cose restano per sempre. Chi ha fatto la differenza è stato lui, è inutile girarci attorno, assolutamente. Io sentirei anche il ricordo, a proposito di dignità, lei Assessore ha parlato di dignità dei vicentini, abbiamo visto la dignità, la compostezza dei compagni di squadra, ma ci sono anche la dignità e la compostezza della moglie Federica Cappelletti, qui al microfono di Carlo Inghilleri. È sempre stato tanto, quindi veramente mi ha lasciato, io sento tanta forza, dal momento in cui ci siamo congedati, che è stato un momento dolorosissimo, io ho sentito questa forza dentro di me, e questa forza mi aiuterà anche a crescere le bambine e andare avanti con le bambine. Una persona straordinaria, io dico sempre che dopo Paolo si sopravvive, ma è proprio così, si sopravvive, però anche in questo noi, vero Mavi? Sappiamo che papà è con noi e quindi ci darà la forza, gli abbiamo fatto delle promesse, noi le manterremo tutte, vero? Ci siamo messi le mani sopra la bara, noi tre con le bimbe, e abbiamo fatto una promessa a papà, che andremo avanti, che proveremo a tornare a essere felici. Io non è che conoscessi Vicenza, non sono vicentina, sono venuta 10 volte a Vicenza, ma tutta la forza che io ho sempre sentito e l'amore nei confronti di Paolo mi ha proprio spinto, il mio cuore mi diceva devi stare lì. L'abbraccio dei tifosi è stata una cosa veramente commovente, da ieri sera la fiaccolata, oggi l'applauso. Io devo dire che noi eravamo noi tre, ci siamo prese per la mano, ho detto è una cosa meravigliosa, ci ha riempito proprio di gioia nonostante il dolore, quindi grazie anche a tutti i tifosi, grazie a Vicenza, grazie al Vicenza, grazie a tutti. Penso questo, Assessore, sia il grazie più importante. Il grazie lo dobbiamo a lui perché, ripeto, ha portato veramente Vicenza sul tetto del mondo. Nell'82 mi raccontavano che quando giocava la nazionale, quelle partite decisive, al di fuori delle vetrine dei negozi si scriveva che il negozio era chiuso non perché giocava la nazionale, ma perché giocava Paolo Rossi. Questo è un po' cosa significhi per noi Paolo Rossi, e Paolo Rossi è un qualcosa che è stato tramandato, tra l'altro è un'icona per noi, e penso lo diventerà ancora di più, perché darà modo anche a tanti giovani, purtroppo la sua scomparsa darà modo di capire, di leggere chi è stato veramente, e dei messaggi che è riuscito a portare. Quindi poi tra l'altro è un dirigente dell'Anerossi attuale, voluto fortemente da Renzo Rosso, quindi per noi è un'immagine veramente importante. Il calcio ha dato molto alla città, e lui sicuramente è una persona cui Vicenza non si dimenticherà. Quindi possiamo concludere con un Rossi gol sempre, per sempre, no? Assolutamente, Rossi gol per sempre, Paolo Rossi
resta nei nostri cuori, ma penso nei cuori di tutti gli italiani. Assessore, grazie mille, grazie per questo suo ricordo, buon lavoro, a presto. Grazie a voi e buona domenica. Buona domenica a lei. Ecco, vi mostro, abbiamo la foto dell'uomo, del 72enne ucciso ieri sera a Vittorio Veneto, a San Giacomo di Veglia, Luciano Dallava, residente appunto a Colle Umberto. Prima avete sentito la collega Lina Paronetto che si trova sul posto, le indagini sono in corso, gli interrogatori è stato individuato questo 44enne vittoriese. Ovviamente la strada maestra in questo momento sembra quella del movente passionale, ma per l'appunto è tutto in evoluzione, ovviamente vi terremo aggiornati. Subito dopo la pubblicità andiamo nel Bellunese, in quel Bellunese travolto dal maltempo. A dopo. Di nuovo in diretta per andare subito, ve lo avevo detto prima della pubblicità, nel Bellunese colpito dal maltempo. Andiamo a Chies dal Pago dove c'è Alex Barattin che è delegato del soccorso alpino di Belluno. Chies dal Pago che è uno degli epicentri, diciamo così, dell'emergenza della scorsa settimana. Una settimana fa, domenica scorsa, eravamo qui a raccontarvi quello che stava succedendo poco distante a Puos dal Pago, quando è stata evacuata anche la casa di riposo, immagini indelebili. Barattin, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie sempre per questo spazio che ci date, ci dedicate. Grazie a lei e alla vostra attività, che è sempre preziosa ma che nell'ultima settimana è stata fondamentale. Può tracciarci un bilancio? Che settimana è stata per la montagna bellunese? Diciamo che per tutto l'Alto Bellunese e anche il Basso Bellunese è stata una settimana abbastanza intensa, in un primo momento dove i bollettini meteo davano forti nevicate nella parte alta della provincia ma anche nella parte più a sud. In realtà poi lo scirocco è entrato e in modo fortunoso ha limitato le precipitazioni riferite alla neve, però d'altro canto ha creato queste situazioni di tanta acqua che poi ha creato tutti i danni che hanno causato i dissesti idrogeologici nella parte bassa della provincia, specialmente nel Basso Feltrino e anche nell'Alpago, dove purtroppo per morfologia del territorio accadono questi dissesti del terreno, in pratica queste colate detritiche che sono arrivate sulle strade e alle volte anche sulle case, insomma, creando queste alluvioni. Voi Barattin siete intervenuti su tantissimi fronti, per esempio avete accompagnato anche i tecnici dell'Enel a riparare le linee elettriche, soprattutto nell'Alto Agordino, siete andati a soccorrere escursionisti in difficoltà, gente che era rimasta all'interno di baite e di residence. È stato un super lavoro anche per voi. Diciamo che è stata un'attività intensa, in un primo momento dobbiamo dire riferita al monitoraggio dei siti valanghivi, quindi di tutte le aree esposte a rischio valanga, ricordando che abbiamo già un territorio che era così colpito dalla tempesta Vaia, che aveva creato quelle fratture, quelle cadute degli alberi che hanno così creato situazioni a rischio, poiché non avevamo più il supporto degli alberi, no? Quelle aree sono già monitorate in collaborazione con ARPA e i carabinieri forestali per avere una situazione sempre aggiornata. Oltre a questo c'erano tutte le altre aree che andavano così tenute sotto controllo. Da lì poi si sono create tutte quelle situazioni dove la gente che soggiornava nella parte alta del Bellunese si è trovata ahimè isolata, e quindi abbiamo dovuto intervenire in collaborazione anche con gli altri enti per recuperare le persone che erano rimaste su queste abitazioni, su questi alberghi in quota e sui rifugi. Ecco, che tasso di, diciamo così, di incoscienza c'è stato in questi giorni? Abbiamo visto anche una
polemica forte sul Nevegal nel giorno dell'Immacolata, dove il sindaco ha dovuto far intervenire le forze pubbliche per mandar via degli escursionisti. Lei che sensazione ha avuto? Facciamo un passo indietro, no? La nevicata è stata copiosa e ha portato una quantità di neve che va sopra i 2000 metri, stiamo parlando dai 2 metri anche arrivare fino ai 3 metri. Questa situazione nei primi giorni era davvero ad alto rischio, perché il bollettino dava grado pericolo 5, 4, 5. Vi ricordo che negli ultimi 30 anni è capitato ben poche volte di avere queste situazioni. E quindi avevamo chiesto con forza che non vi fossero trasferimenti e gite fuori porta. Perché? Perché la situazione era veramente drammatica. Poi la natura, come al solito, sa gestire gli eventi, e avete visto che col passaggio dei giorni e delle ore questa situazione di pericolo si sta assestando naturalmente, no? Perché poi la neve subisce una trasformazione, ma ci vuole del tempo. Invece l'uomo ha sempre la volontà di bypassare questi tempi e vuole sempre essere il primo, no? E questo non va bene. Per quello che abbiamo chiesto con forza di rimanere almeno le 42 ore, 72 ore dall'evento, di rimanere con una certa tranquillità nelle escursioni. Cosa che chiediamo di fare attenzione anche adesso, perché ecco, ribadiamolo questo concetto, Barattin. Ma il concetto qual è? La maggior parte degli incidenti in valanga vengono con pericolo 2-3, quindi non con grandi gradi di pericolo, perché la coscienza dell'uomo fa sì che non esca in situazioni ad alto rischio. Però ricordiamoci che il grado 2 e 3 non vuol dire che le valanghe non scendono. E le valanghe, la neve, ha un difetto, uno solo, ha un difetto soltanto, che non sa che siamo esperti e non lo chiede mai. E quindi quando capita un evento bisogna saper gestire la situazione e soprattutto prevenire. Quindi le dotazioni di sicurezza, sonda, palarva, saperle utilizzare, fare le prove di simulazione di come funzionano queste attrezzature, fatevi spiegare dal CAI, dalle guide alpine, dal soccorso alpino, facciamo degli eventi, e soprattutto valutare il tracciato che vogliamo fare nella mattinata. Va fatto il primo mattino, valutiamo bene, ci sono delle guide, ci sono dei siti internet dove si può visionare alcuni tracciati. Cerchiamo di fare quell'attività che per la vostra capacità sia attuabile, non cercate mai di forzare la mano. Ecco, la sua è una considerazione quasi antropologica, mi verrebbe da dire, Barattin, su questa tendenza dell'uomo a voler sempre forzare un po' la mano. Quindi nei prossimi giorni, diciamo, il livello di attenzione anche da parte vostra sarà particolarmente alto. Ma noi stiamo continuando a monitorare la situazione per quanto riguarda tutti i siti valanghivi. Naturalmente il bollettino anche oggi da grado 3, quindi un grado marcato, il che significa che una sciata tranquilla anche con un debole sovraccarico, quindi basta una persona che va a sovraccaricare il manto nevoso, potrebbe innescare una valanga. Vi ricordo che c'è stata una forte azione eolica in questo periodo, in questi giorni, e quindi ha creato degli accumuli. Troviamo delle zone dove c'è poca neve e delle zone dove ce n'è tanta. Bisogna saper valutare queste aree e qui si creano i famosi lastroni da vento, quindi delle valanghe a lastroni che con un debole sovraccarico si possono rompere e naturalmente abbiamo situazioni veramente a rischio laddove si creano valanghe anche di grandi dimensioni. Barattin, le chiedo una considerazione finale, generale, proprio sulla montagna, la montagna che si è ritrovata ancora una volta in ginocchio sostanzialmente, a 2 anni da quello che è stato uno dei più grandi disastri ambientali della storia, perlomeno recente, Vaia. Che considerazione si sente di fare alla fine di una settimana così complicata? È colpa dei cambiamenti climatici? È colpa dell'uomo, di una scarsa manutenzione del territorio? È colpa di qualcuno? Sono fenomeni ineludibili? Una sua considerazione. Le considerazioni sono sempre difficili da fare, no? Una cosa che è a colpo d'occhio si può vedere, la vediamo tutti, è la scarsa manutenzione del territorio, ma del singolo. Stiamo parlando del singolo, non diamo la colpa alle istituzioni, siamo tutti noi che dobbiamo curare
i nostri boschi, il nostro terreno, la nostra terra. Questo non avviene più perché l'evoluzione di questi anni ha portato che andiamo tutti a lavorare nelle fabbriche, tutti a lavorare nelle aziende. In realtà la cura del territorio che arriva dalla manutenzione, dal vivere la montagna con le aziende agricole, con le attività che avevamo una volta fino a 30 anni fa, adesso non c'è più. Questo aiuta questi fenomeni, e poi in effetti c'è un cambiamento climatico che fa sì che questi eventi abbiano una forza, una potenza che non è gestibile dall'uomo, no? E quindi dobbiamo cercare di adattare le nostre strutture a questi eventi che non sono più centennali, ma vediamo che ogni 3, 4, 2 anni qui capitano di sovente. Quindi ci dobbiamo adattare a queste situazioni, dobbiamo cercare di prevenire questi grandi eventi, facendo delle infrastrutture che siano adatte a supportare questi fenomeni. Barattin, grazie mille anche per queste importanti considerazioni finali. Grazie davvero Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie, buon lavoro. Adesso per noi c'è ancora qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo qui per parlare di iniziative di solidarietà in vista del Natale, di solitudine e di tanto altro. A dopo. Di nuovo in diretta per cambiare argomento, ma ci riallacciamo alle parole che in tanti di voi avranno sentito del patriarca Moraglia davanti al feretro di Santa Lucia, il patriarca che ha parlato di solitudine, di Covid e di solitudine, di come la solitudine sia aumentata in questi mesi di pandemia. Per fare il punto della situazione siamo qui con un'associazione che da 25 anni si occupa della solitudine e delle solitudini. Buongiorno quindi ad Antonella Cestaro, che è presidente di Telefono Amico di Treviso. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Ecco, il vostro contributo è sempre importante chiaramente, ma forse in questi mesi è stato fondamentale perché avete intercettato la domanda di tante persone che magari prima non si rivolgevano a voi. È così? È proprio così. Allora, noi siamo un'associazione di volontariato, Telefono Amico Treviso è presente nel territorio trevigiano da 25 anni, mentre il Telefono Amico Italia, a cui apparteniamo, è presente da 50 anni, quindi c'è una certa presenza storica nel territorio, però proprio in questo periodo stiamo vivendo direttamente proprio questo bisogno di condividere con qualcuno il proprio disagio, un disagio che è emotivo per 1000 aspetti che possono riguardare la vita pratica, ma anche appunto questo momento che crea ansia, preoccupazioni e anche perdita di lavoro. E quindi in effetti proprio in questo periodo a marzo ad oggi c'è stata un'impennata di chiamate e chiamate intendo, noi abbiamo 3 servizi che sono la linea telefonica, il WhatsApp e la mail amica. E quindi attraverso questi canali di comunicazione abbiamo ricevuto moltissimi contatti. Proprio oggi il Telefono Amico Italia ha dato qualche dato e sono 70.000 telefonate, è circa il 71% in più rispetto all'anno scorso. Noi qui nel territorio abbiamo avuto un incremento del 50%. Quindi le telefonate che prima erano 7 per turno, che intendo le 3 ore per turno, ora sono diventate 15 e il WhatsApp stiamo arrivando anche a 30 chat per turno. Quindi è veramente c'è un'impennata di questo bisogno di avere un contatto. Ecco, e quindi quali sono le
le esigenze che vedete e sentite di più, nel senso c'è la preoccupazioni economiche, preoccupazioni per il futuro, perché c'è questa solitudine? Allora, diciamo che andrebbe anche un po' considerato l'aspetto solitudine oggettiva e solitudine percepita. Quindi ci sono situazioni di oggettiva solitudine e pertanto viene in mente l'anziano che solitamente è purtroppo in questa condizione e ha le limitazioni fisiche o psicologiche che tutti conosciamo, ma c'è anche una solitudine che è quella percepita. E questo significa che anche in presenza di un gruppo, che può essere il gruppo familiare, c'è comunque la sensazione di essere soli. E queste sono tante le telefonate di questa sensazione. Perché? Perché e questa è proprio una caratteristica, diciamo, che ha attraversato i periodi di telefono amico. C'è una difficoltà a costruire le relazioni che dovrebbero essere positive e che purtroppo spesso hanno invece delle negatività. E quindi su questo è un aspetto importante, la solitudine, perché non si fa difficoltà a creare relazioni positive. E perché non ci si sente capiti sostanzialmente. Perché non ci si sente capiti. Ecco, questo è un aspetto che ci viene spesso raccontato. Quindi può essere che qualcuno si rivolga a voi, forse più di qualcuno, magari si è trovato in casa con dei familiari, paradossalmente non era solo fisicamente, ma si sentiva solo da un punto di vista proprio psicologico. Esatto. Pensiamo anche per esempio ai giovani, no? Che è abbastanza frequente la conflittualità tra le generazioni e quindi anche i giovani che si trovano costretti a vivere in uno spazio ristretto, aumentano queste conflittualità e oppure anche di relazioni sentimentali un po' difficili che in questo periodo danno un incremento anche di atti di violenza psicologica o fisica, insomma. Quindi è proprio l'aspetto della capacità di relazionarsi e in questo senso vorrei dire che Telefono Amico ha una grossa mission e che la svolge attraverso i servizi e formazione o sportelli di ascolto, ecco. Ed è proprio quello di dare un grosso valore all'ascolto. Può sembrare una banalità, non lo è. Nel senso che l'ascolto è proprio il primo step per instaurare una buona relazione. Cosa vuol dire ascoltare l'altro? Non vuol dire solo attivare gli organi sensoriali, ma attivare tutta una serie di competenze che magari si possono costruire, imparare e ascoltare con il cuore e con la mente. Quindi capire che l'altro ha il suo punto di vista e quindi il nostro punto di vista in quel momento deve andare in stand-by. Lei dice una cosa fondamentale, diciamo che tutti sanno parlare bene o male, pochi sanno davvero ascoltare. Questo è il passaggio. Poi quest'anno è un anno fatto di tante anche parole, di tante comunicazioni, di tante informazioni e probabilmente ha proprio ragione. Dobbiamo riscoprire l'ascolto. Ecco, questa è una società che punta alla parola e infatti spesso ci troviamo anche, se guardiamo la televisione, spesso ci sono modalità di comunicazione dove uno si sovrappone all'altro, aumenta il tono della voce. Ecco, per capirsi bisogna sapersi ascoltare. Ecco, e questo è un punto di partenza. Poi lei mi chiedeva quali sono le altre
quali Sì. sono le problematiche, no? E allora, naturalmente in questo periodo vediamo che ci sono problematiche che non erano così forti nel passato e che riguardano un pensiero sull'esistenza e i pensieri sull'identità. Mi spiego, allora l'esistenza richiama in causa i valori, cioè noi abbiamo bisogno di cercare valori, il valore dell'affettività, del rispetto dell'altro, dell'amore, no? Ecco, questo è un periodo in cui si sente che c'è questa forza, quindi questo bisogno di cercare di essere riconosciuti dall'altro, di essere rispettati, di rispettare l'altro, e questi sono valori. E l'altra cosa invece è l'identità. Allora, una persona che perde il posto di lavoro o che ha dei lavori così molto precari, che in questo periodo chiudono aziende, eccetera, certamente che deve ricostruire il ruolo sociale e il ruolo familiare, per cui anche nelle famiglie troviamo, come dire, inversione di ruoli, condizioni diverse, ma è tutto un adattamento. Assolutamente. Ecco. E poi, scusi, ecco, un ultimo aspetto che mi pare importante sono le preoccupazioni per la salute, perché naturalmente questo crea ansia, questo crea fobie, quindi paura dell'altro, e depressione. E noi sappiamo che la depressione ha, come dire, una notevole variabilità, quella leggera che ci permette di vivere comunque la nostra quotidianità, e quella piuttosto pesante che invece porta poi a un isolamento e a un'incapacità di riconoscere le risorse che ci sono dentro o fuori di noi, e a quel punto ci si perde. Tutte problematiche che appunto immagino sono state acuite dal periodo poi di lockdown, esatto, e dall'isolamento forzato di questi mesi. Ecco, un isolamento che, come dire, non lo consideriamo così come la solitudine, non è solo negativa. Né la solitudine né l'isolamento, la solitudine non è solo negativa, può essere anche positiva quando la persona nella solitudine cerca dentro di sé qualcosa di bello. L'isolamento è pericoloso perché naturalmente ci allontana dal contesto, dalle persone, dalla realtà, e quindi ci porta ad avere una visione delle cose, come dire, limitata. Assolutamente. Dicevamo prima, sono aumentate le telefonate, le richieste di aiuto. È aumentato anche il pubblico, non solo la quantità ma anche la qualità, diciamo così, di chi chiama. Ci sono anche giovani, ci sono persone che magari prima di questa pandemia mai avrebbero immaginato di rivolgersi a telefono amico. Siamo collegati con un volontario, con uno dei vostri volontari, con il volontario Loris. Non diamo il cognome perché appunto tutti i volontari di telefono amico sono in qualche modo molto gelosi del loro anonimato nell'aiutare gli altri, quindi abbiamo fatto fatica anche a collegarci con Loris. Loris, tu sei un giovane che di fatto aiuta anche altri giovani, perché Telefono Amico non è un'associazione che si occupa soltanto di anziani, si occupa di tante categorie di persone, è così? Sì, e intanto buongiorno a tutti. È vero, noi come Telefono Amico e come operatori del Telefono Amico ci rivolgiamo ad uno spettro molto molto ampio di persone. Come diceva Antonella prima, la nostra Presidente, sì, c'è stato un incremento di telefonate durante questa pandemia, queste situazioni di lockdown. E sì, tanti giovani, oltre agli anziani, oltre a qualsiasi altra classe di persone che potrebbe pensare di chiamare. Le difficoltà che ci portano queste persone sono, come diceva appunto Antonella prima, alla quale mi riaggancio, la solitudine, la paura per la salute,
l'impossibilità di relazionarsi con le altre persone come eravamo abituati. Penso agli studenti che non riescono più, che non possono più adesso per evidenti motivi ritrovarsi in classe e confrontarsi tra di loro. Questo è uno degli aspetti che sono stati acuiti dal lockdown e da queste quarantene forzate, ma non solo questo, anche penso a le situazioni di convivenza forzata, per esempio, che vengono a crearsi adesso in questi momenti, delle persone che hanno difficoltà magari a gestire da soli il genitore anziano, per esempio, o il diversamente abile che possono avere in casa. Ecco, ci sono molte situazioni che possono portare ad uno stress emotivo, e stress che va espresso inevitabilmente. E ti chiedo, Loris, quali sono le telefonate che più ti hanno colpito in questi mesi? Beh, senza scendere ovviamente nel dettaglio di quello che ci dicono le persone che ci chiamano, quello che mi ha colpito di più è soprattutto non tanto la qualità dei contenuti delle telefonate, quanto la quantità delle telefonate che stanno arrivando. Noi come Telefono Amico siamo abbastanza in prima linea, ecco, quando c'è da relazionarsi con queste persone che hanno delle difficoltà, e la quantità veramente di telefonate che stanno arrivando per questa moltitudine di problemi relativi sì alla solitudine, per esempio, o alla depressione, o a tutte quante queste problematiche che scaturiscono anche e non solo ovviamente dalla situazione della pandemia in corso, ci sta mettendo un po' a dura prova, diciamo, ecco, ci fa fare gli straordinari, possiamo dire. Ecco, e appunto, e cosa ti senti di dire ai giovani o anche ai relativamente giovani che magari si sentono soli e vogliono semplicemente confrontarsi con voi? Qual è il tuo messaggio da volontario? Assolutamente non abbiate paura di esprimere quello che sentite. Lo stress emotivo è forte, è una cosa che non piace a nessuno. Telefono Amico è lì apposta per dare ascolto a queste persone, a chiunque di noi, giovani, vecchi o anziani, o chiunque può averne bisogno. Non dobbiamo avere paura di ammettere di avere questo tipo di difficoltà, e soprattutto non dobbiamo avere paura poi di magari rivolgerci a qualcuno che possa aiutarci. Tra l'altro, come Telefono Amico, Presidente, voi vi state organizzando per il Natale una vera e propria task force, mi verrebbe da dire. Tra l'altro avete già visto, magari lo rimandiamo in onda, il numero di questa non stop natalizia. Di che cosa si tratta, Presidente? Allora, la non stop natalizia è un'attività che svolgiamo da sempre, perché siamo consapevoli che il periodo di Natale è un periodo in cui c'è molto bisogno di famiglia e di non sentirsi soli, e quindi dal 24, dalla vigilia, fino a tutto il 26, quindi dalle ore 10 del 24 alle 24 del 26 dicembre, ininterrottamente, giorno e notte, noi saremo presenti. Quindi risponderemo alla linea telefonica. E questa è un'iniziativa, ecco, tradizionale. Quest'anno in più, come dire, abbiamo anche un'iniziativa di promozione del servizio, che è un'asta solidale. A quest'asta partecipano personaggi della cultura, dello spettacolo, e quindi se andate nelle pagine Facebook troverete i riferimenti, ma il fatto che molti personaggi siano scesi in campo con questo gesto, ecco, ci permette di dire che hanno riconosciuto il servizio. E possiamo vederli qua, ecco, mi sono collegato in tempo reale mentre parlava. Queste
queste sono alcune delle star che si sono messe a disposizione, quindi Natale con Tiziano Ferro, una cena per 2 persone presso un ristorante stellato, non facciamo pubblicità, incontra Ale Franz nel backstage, insomma una parata di stelle, un album autografato di Eros Ramazzotti e quant'altro, insomma. Ecco, mi permette nomi di peso. Certo, nomi importanti e quindi per un'iniziativa importante, per un servizio importante. Ecco, se mi permette, volevo precisare una cosa. Prima si è parlato di anonimato, ma questo è un principio proprio fondamentale. L'anonimato non riguarda solo i volontari, riguarda l'utenza, cioè quando l'utenza chiama non è obbligata a dare i propri dati anagrafici e quindi questa libertà noi crediamo, ecco, che spieghi per esempio un dato statistico interessante, e cioè per quanto riguarda la linea telefonica noi abbiamo una grossa fetta di utenza che è maschile. Più del 60%, mentre nel WhatsApp e nella mail abbiamo un'utenza prevalentemente femminile. Allora, mi riaggancio all'anonimato. Crediamo che il mondo maschile, che generalmente pensiamo, insomma, abbia così più facilità a condividere esperienze sportive, di lavoro, eccetera, e parla poco di sé, in una condizione di anonimato si senta più libero di esprimere il disagio. In una situazione, diciamo così, di comfort. Esatto. Ecco. E questa è una precisazione. La ringrazio. Allora, siamo alla fine, siamo arrivati alla fine della nostra diretta anche per questa domenica. Io, Presidente, la ringrazio, le auguro buon lavoro, perché mi pare di capire che sarà un Natale di lavoro per tutti voi, per tutti i suoi volontari del telefono amico come Loris. Grazie Loris, buon lavoro davvero e buon Natale a questo punto. Noi siamo quindi addirittura d'arrivo. Vi ricordo la notizia della giornata, l'uccisione, l'omicidio che c'è stato ieri sera a Vittorio Veneto. Ce lo ha raccontato Lina Paronetto all'inizio di questa diretta straordinaria. Questa sera ci ritorneremo con tutti i dettagli. Ovviamente questa sera faremo il punto anche dell'emergenza coronavirus con i dati aggiornati dal Veneto. Ovviamente il tema è anche quello del vaccino. Ieri c'è stata una riunione tra regioni e il commissario per l'emergenza Arcuri. Si parte a gennaio, quindi tante sono anche le aspettative, ma per l'appunto per tutti gli aggiornamenti ci troviamo questa sera a partire dalle 19:30. Ringrazio e saluto Tony Paul in regia con Fabrizio Bazzoni, saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Grazie a voi e anche ai telespettatori. Il tuo dono può essere prezioso. Pensaci. Benvenuti al meteo. Si rinforza l'alta pressione e dunque il tempo migliora ulteriormente sul nostro territorio in questa domenica 13 dicembre. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di Santa Lucia sarà contrassegnata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, solo con locali foschie o nebbie al mattino sulle zone di pianura e nei fondovalle, ma saranno in rapido dissolvimento. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime in calo comprese tra -1 e 2 gradi, valori massimi invece in lieve aumento tra gli 8 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata in prevalenza soleggiata, cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di locali addensamenti al mattino, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tempo stabile, ampio soleggiamento, vedete su tutti i settori, qualche nebbia nelle ore più fredde. Temperature minime di qualche grado sotto lo zero, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.
Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo.